Buonasera, siamo con Albino Bizzotto, fondatore di Beati Costruttori dei Pace, al quale rivolgiamo questa domanda. Quale può essere il ruolo della religione e delle comunità religiose, visto anche l'importanza del documento di Papa Francesco, dell'enciclica Laudato Si, nel processo di transizione verde e di risoluzione della questione ecologica che oggi interessa il pianeta? Ma la prima cosa che mi pare di capire è che nella Laudato Si Papa Bergoglio, Francesco, il Vescovo di Roma, si rivolge a tutti, cioè non ne fa una questione religiosa, però è vero che se le religioni andassero all'origine e quindi al momento fondatore, troveremo delle belle energie, delle belle sorprese. Una delle più belle sorprese di Francesco, oltre alla Laudato Si, è che lui incontra tutti i tipi di persone e si mette dalla parte di quelli che vuole, oltre che in vedere e incontrare, anche a rendere contenta la persona che incontra. Io credo che questo sia un elemento fondamentale oggi per dialogare e fare in modo che tutti i problemi, e quelli più gravi, che sono quelli degli scartati per un verso e quelli della terra per l'altro, che è proprio violentata. La terra non è il luogo dei nostri affari, è la nostra proprietà privata. La terra è l'organismo vivo, il soggetto che va messo insieme a noi, che deve essere la nostra partner, per fare in modo che la vita abbia adesso da trovare uno spazio e una modalità di espressione, e non soltanto che sia minacciata, e che in futuro apra anche un po' di futuro per gli altri. Quindi è una responsabilità. Però se andiamo all'origine delle religioni troviamo sempre un grande principio di umanità, di convivenza e alla fine anche una risposta positiva anche per il singola persona. Poi sai, le religioni ne hanno combinate tante, ne combinano tante. Il problema è se abbiamo fede. Allora, se io mi riferisco a Gesù Cristo faccio un discorso, se mi riferisco invece alla gerarchia, al potere, alla fettina che io posso ricavarmi, ne faccio tutto un altro, e siamo bravi delinquenti anche negli altri, religiosamente delinquenti, quando ci mettiamo a fare certe cose. Se invece credessimo veramente che Gesù Cristo è proprio alla base, per cui Dio è carne, Dio è terra, Dio è con la sua creatura, e allora ci teniamo tanto alla vita della gente, a questo punto credo che la religione possa dirmi qualcosa, ma in base alla risposta di fede che do, non in base al sistema gerarchico con il quale ho a che fare.